Picchiata brutalmente perché si era rifiutata di fornire il codice della carta di credito non a ladri o rapinatori ma alle sue due figlie di 17 e 20 anni. L'episodio sconcertante si è verificato in un comune della Castellana e risale a circa un mese e mezzo fa, quando le due ragazze, dopo aver deciso di voler trascorrere qualche giorno di vacanza a Praga, hanno chiesto alla madre il codice della carta di credito per pagare online. Al rifiuto della donna, violentissima la reazione delle figlie, schiaffi, pugni. Alla fine la donna è riuscita a divincolarsi ed è corsa all'ospedale di Castelfranco, dove i sanitari l'hanno medicata. 7 i giorni di prognosi per lesioni fortunatamente lievi, anche se le ferite veramente gravi sono quelle nell'animo della mamma. Dell'episodio sono stati informati anche i carabinieri. Le due ragazze sono state denunciate per lesioni personali, minacce e violenza privata in concorso. Una vicenda inquietante che induce ad una riflessione sulla famiglia di oggi e sui rapporti tra genitori e figli. Un fatto doloroso in cui c'è una figura materna che è stata presa, io userei l'immagine come una mamma salvadanaio, e questa mamma salvadanaio dovrebbe avere il dovere di finanziare le spese delle figlie. Aspetti educativi ed anche capacità da parte dei genitori di non assecondare sempre le richieste dei figli. Mancanza anche di risposte che in lingua italiana sono molto corte e si chiamano no. Cioè del fatto che alle richieste dei figli, fin da piccoli chiaramente, qualche volta è educativo, molto educativo, dire un no. Un no, no perché no, ma un no motivato. Ecco, anche il no ha una forte valenza educativa.